chiaramente i vostri nonni, non voi, neanche i vostri genitori, i vostri nonni a voi, vivevano a Porto Marghera, c'erano 50.000 posti di lavoro, la Montedison, l'Eni, tutte queste cose qua, c'erano 50.000 posti, una città operaia, che ci ha salvato tutto sommato da quello che era fine della guerra, la povertà, la miseria, 2 guerre mondiali combattute qua, per cui tanta gente è stata emigrata, altri hanno trovato lavoro, per cui alla fine è stata comunque una risorsa Porto Marghera, anche se ha fatto, abbiamo saputo poi, lo so bene perché mio papà ci ha lavorato dentro, che potrebbe essere il vostro nonno, tanto per trovare un collegamento di generazione, e a un certo momento sono accorti che stavano inquinando, stavano ammazzando, cioè le produzioni erano produzioni che non andavano bene, ma questo all'inizio del secolo non si sapeva. Quel tipo di industria è finita, siamo tutti d'accordo che doveva finire, è finita perché le persone sono accorte che faceva male, faceva morire, non era neanche più competitiva. È evidente che dobbiamo pensare all'industria e a una economia diversa che sia sostenibile, ma non sostenibile in maniera così generica, sostenibile rispetto e vicino a una città che ha un brand come Venezia. Ce lo possiamo fare, ce lo possiamo permettere, abbiamo 2200 ettari di terreni abbandonati, spesso sporchi, inquinati, che sono stati lasciati lì, soltanto perché le norme, la burocrazia, la legge è incasinata, totalmente difforme, e dentro a questo la burocrazia fa il bello e il cattivo tempo. Fondamentalmente non si possono usare quelle aree, quelle terre, perché nessuno ci ha messo la faccia per dire no, adesso basta, facciamo costruire qualcosa di diverso, facciamo la logistica, facciamo la manifattura, facciamo il terziario, pensiamo alle grandi compagnie internazionali. Questo è il futuro di Venezia che vedo io.